Bella raga, ciao a tutti dal Conte Veneziano. Mondiali impossibili. Scozia, abbiamo un obiettivo, far superare sta Scozia. Sto benedetto primo turno, non ce l'ha mai fatta in 370 anni di storia. Cos'è questo? Mm. Ah, ok, adesso dopo settimana questa cosa. Comunque abbiamo scelto la Scozia, che comunque è una buona squadra. È chiaro che insomma, l'obiettivo è superare il primo turno, invece di arrivare almeno nei quarti, però non è semplice. Non è semplice. La prima partita contro Haiti è una partita ovviamente da vincere, queste sono un po' le situazioni. Eh, ok, quindi abbiamo qua due criticità da sistemare. Sono questi due qua. Vabbè, adesso sistemiamo tutto. Comunque giochiamo con Scott Mack trequartista, due centrocampisti, alla destra e alla sinistra, in attacco una unica punta. Queste sono tutte le istruzioni. E niente, raga, abbiamo l'obiettivo di portare la Scozia almeno al secondo turno, cosa che non ha mai. Cioè, tra europei e mondiali non ce l'ha mai fatta, ragazzi. È una cosa incredibile. Eccoci qua, raga. Abbiamo la prima partita del mondiale contro Haiti. Qua è chiaro che devono fare 3 punti e che far gol. Questa è, diciamo, la formazione titolare. Ecco qua. Quindi una squadra, diciamo, comunque offensiva con il grande Scott Mack a dominare la scena. Speriamo bene. Ci abbassiamo un po' in fase difensiva. Queste sono le istruzioni in squadra, quindi comunque è un pressing alto, una squadra che deve veramente pressare tutto campo a ritmi anche indiavolati, ma secondo me questa squadra se lo può permettere, dopo se facciamo cagare, facciamo cagare. Comunque il contropiede c'è sempre, non perdiamo tempo, e comunque equilibrati invece per quanto riguarda passaggi, libertà di inventare, robe così. Insomma, non siamo il Brasile, quindi comunque ci vuole un po' di rigori. Ok, iniziamo la partita. First match in the Mondial. Haiti versus Scotland. Mamma mia, siete che pronuncia scozzese, ragazzi. Sono un bambino scozzese. E un solo grido si alzerà. E vai Scozia, la 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 la. Dobbiamo superare il primo turno, poi. Al Gillette Stadium è meglio di un uomo. Bisogna vincere oggi, raga. Non ci sono né santi e né madonne. Si parte, ragazzi. Ma c'è una tensione senza senso contro Sébastien Mignet. Haiti, una squadra un po' così. Il Brasile ha vinto la prima col Marocco 1-0, quindi vabbè. Combattiamo fino alla morte. E si parte, raga, però una cosa la voglio fare. Sì, un po' più vicino, perché sennò non si vede one cazzo. Vai, raga. Si parte, giochiamo con una mentalità equilibrata per il momento, poi vediamo, insomma, anche se sì, forse con Haiti possiamo anche spingerci a positiva. Che visto che i mondiali sono difficili. Attenzione, Christie. Scott! No! Ma non ci voglio credere, quasi gol. Incoraggiamoli, ragazzi, incoraggiamoli. Siamo già al 12°, però. Dai, ragazzi, dai. Serve. Bisogna vincere con Marocco, che il Marocco è una squadra forte, raga. Non è un girone facile questo. Palo, incredibile. Palo per la compagine scozzese. Dizzo. Sì, vabbè, dai, 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 dai. Sinceramente è un primo tempo un po' così. Anche dalle statistiche non sono per niente soddisfatto. Domando di più, ragazzi. Cioè, contro i bisogna vincere, Fiori. Cioè, se no la maledizione della Scozia continua. Credo che siamo passati come un miglior terzo con l'Uzbekistan. Però vedo fa la partita. Fiori, ma cioè, ci diamo una regolata? Bravissimo Adams, Scott Mack, Ferguson, McGinn, mettila in mezzo bene, ma mettila in. No, così. Dai, go! Ma siamo proprio pippe atroci, però, eh. No, primo tempo che non mi sta minimamente piacendo, che ci siamo migliorati molto come fase offensiva.
Duro sto mondiale, ragazzi. Mamma mia, ogni partita è una battaglia. Pressiamo, dobbiamo pressare di più, ragazzi. Ho messo un pressing a tutto campo, forse è nato, io capisco tutto, ma bravo, eccolo qua, dai, Scott Mac. Scott Mac, Scott Mac, Scott Mac. E ancora, oh. Non riusciamo a trovare il gol, cioè, impressionante. Adesso lo meritiamo il gol, però dai in mezzo, dai in mezzo. Niente. Serve anche per la differenza reti. Ferguson è ancora miracolo di Gianluigi Buffon, ragazzi. Buffon haitiano. Robertson. Gol. E vaffanculo. Scott Mac 1-0. Che cacchio. Dai, lo diamo sti ragazzi finalmente. Portiamo a casa il primo gol. Ok. Continuate così. Tante quando abbiamo messo offensivo sono cambiate le cose. Allora. Per il momento però non voglio far cambi. Stiamo offensivi, cerchiamo di farne altri per la differenza reti. Dobbiamo togliere la maledizione della Scozia. Placid, Gianluigi Placid, signori. Gianluigi Placid. Un gran bell'uomo Gianluigi Placid. Bravissimo Adams, tira ed è... No, guarda, Adams mi ha rotto tre quarti proprio. Mettiamo... Mettiamo Hirst, vediamo questo giocatore. No, Adams mi ha proprio deluso questa prima partita. Si è mangiato l'impossibile. Certo, 19 tiri a 11 però, stiamo subendo tanto adesso. Quando ho alzato il baricentro. Ok, molte azioni, però ne abbiamo subite anche tante. Dai, Fioi, dai. Vai, Mac. Dai che il pressing ha funzionato comunque. Finora. Qua è brutta però, questa è brutta. Fortune, Fortune. Fuori, vissillabo di felicità. Allora, qua abbiamo... stanchissimo. Sto mignottone è stanchissimo. Tierney però... Dobbiamo abbassare un attimo Kiran. Ok. E abbassiamo anche un po' McGinn. Che però è stanco. E mettiamo... Eccolo qua. Va bene così. Abbiamo qualche altro morto? No. Questo... No, scusate un attimo. Mettiamo... Peterson bisogna mettere... Vabbè, diciamo che abbiamo delle riserve un po' curiose. Stiamo positiva però. Vai Kylian, idolo cumendiano. Cristi, molto bene. Siamo al 68esimo, partita comunque non semplice. Ora Haiti, fine sta rompendo i maroni. Peterson appena entrato. Cross, Robertson. Tira il volo, non ci credo. Gol, ancora Scott Mac, signori. Mamma mia, Scott Mac, 2-0, 2-0. Bravi Fioi. Lodiamo questi ragazzi. Abbiamo ancora due cambi, bisogna fare i cambi perché veramente la forma è fondamentale. Non devono stancarsi troppo. Ma perché, scusa, sta roba? Aspetta un attimo, sorry guys. Ho capito che non è il suo ruolo, però... Robertson... Un cazzo di poca gente abbiamo però, No, potrei fare così. Mettiamo...
Tierney. Qua, che è appena entrato. E ci siamo. Poi qua, attenzione, scusate. Eccoci qua. Al posto di Robertson mettiamo, ok. No, ma questo non me lo può fare purtroppo. Dobbiamo mettere un destro che non abbiamo. Cioè non abbiamo un cazzo di destro però. Ah, eccolo qua, perfetto. Buono. E qua dobbiamo giocare così, ragazzi. Qualcuno fa un po' fuori ruolo, però non abbiamo un gran numero di giocatori, ragazzi, purtroppo. 25 tiri a 12, XG strafavorevole alla Scozia. Alla fine la partita c'è, però abbiamo subito tanti tiri in porta, ecco. Più che tiri nello specchio, tiri. Andiamo a vincerla, dai, raga. Bel 2-0. Col Marocco basta un punto per il terzo, ma per la qualificazione. È chiaro che vuole arrivare almeno secondo. Ottima vittoria comunque, dai. Va bene così. Vai, raga, contro il Marocco è fondamentale almeno pareggiarla. Con il pareggio siamo tranquillamente ai 16esimi. Però se vogliamo puntare al primo posto, che c'è il Brasil, ma al secondo posto dobbiamo provare a vincere contro il Marocco, che è una squadra veramente però forte. Brahim Diaz, Amrabat, Hakimi, Chiedo Venia, appena cominciata, per fortuna me ne sono accorto subito. Marocco è una squadra fortissima, Brahim Diaz, pieno di giocatori, insomma, Hakimi, lo sappiamo. Attenzione, Abde. Ecco, avevo appena detto non in registrazione che dovevamo almeno pareggiarle, siamo già in svantaggio. Con 3 punti la vedo dura, con 3 punti. Subito il Marocco, una bella squadra il Marocco, raga. Serve almeno un pareggio per la sicurezza del passaggio del turno. Fuori di poco. Fuori di poco, dai, Fioi. Al primo tiro il Marocco va in vantaggio. Aumentiamo positiva. Il Brasile gioca alle 21, il Brasil. Hakimi. Dacco, quello che volete voi. Gol! Ancora lui, Scott McTominay. Ottominai. Il nostro campioncino. Trova il pareggio. Bene, 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 dai. Avanti così, ragazzi. Però c'è il calcio d'angolo per i marocchini. Marocco è una bella squadra, io sono terrorizzato dal Marocco. Ecco, mamma mia. Con i 4 punti 6 terzi, sei sicuro ai 16esimi, 99.9. La squadra sta giocando, dai. Chiaramente Scott è il nostro eroe, già 3 gol in 2 partite. La partita scorre adesso siamo noi, però vediamo il possesso è più del Marocco, perché comunque la partita la fanno loro e ci sta. Però noi abbiamo le migliori occasioni, più tiri in porta, più XG, più tiri totali. Aia, bravo, vai Shooter, Robertson. Molto bene per Scott Mac. Che giocata, bel cambio gioco Cristi, Scott Mac, Cristi. Mettila in mezzo, Cristi, Ferguson! Para il portiere del Marocco, incredibile, bellissimo tiro. Combatteremo fino alla morte.
Vai. Chiaramente con la vittoria siamo già qualificati di sicuri. Gol! Silenzio, Cristi 2-1. Cristi 2-1. Cristi 2-1 rimonta, ma manca ancora una vita. Manca ancora una vita. Manca ancora una vita. Calcio d'angolo per gli scozzesi. Robertson. Tic. Adams che leggermente in forma. Adams non sta giocando bene. Il golazzo di Robertson fuori gioco. Perché? Ma dove? Attenzione. Concesso! Lo sapevo, 3-1. Mamma mia, raga. Allo Gevat Stadium, meglio di un uomo. Tattiche, vediamo però Adams. Mettiamo Hurst. Adams non benissimo in queste prime due partite, eh. Dobbiamo continuare così, 21 tiri a 4 dopo l'inizio a strombattuto del Marocco. Only Scotland. State attenti qua l'ammonito, togliamo anche. Dai il 4-1. Tic, palo con Ferguson. Cosa è successo? Fallo? Rete concessa, mamma come godo. Mamma come godo. Adesso devono rifiatare, ragazzi. Togliamo via McGinn. E mettiamo... Mamma mia. Curtis. Abbiamo pochi cambi però, Qua. Facciamo un po' di turnover, speriamo bene. Insomma 4-1. Vai. ...26 tiri a 4. Tattica comendiana che funziona. Adesso devo fare il test finale contro il Brasil. Io sono proprio un po' Brasil. Ultimi due cambi. Esce Scott Mac. Mettiamo Dykes. Ultimo cambio. Abbiamo Hake o Ike. Lascio sempre a voi la scelta. Mettiamo Patterson. Così facciamo rifiatare un po' la squadra. Equilibrata. Dobbiamo veramente preservare tutti perché su un torneo di breve durata la forma è fondamentale. Cerchiamo di non prenderlo, differenza rete importantissima, raga. 83esimo, Christie. Scozia fenomenale. Buono, vai Curtis. Curtis. Mamma come godo. Patterson, Christie. Bellissimo, stiamo giocando veramente un calcio bailado, Lodiamoli questi ragazzi. 29 tiri, signori. Questo è il cume. Buono, buono. Anche il Marocco battuto alla grandissima. Siamo qualificati secondi, credo, ormai. Almeno secondi sicuro, sì, beh dai, per forza. Raga, è ufficiale, chiaramente 6-6-0-0. Per la prima volta nella sua high story la Scozia va al secondo turno. Finalmente, qua vediamo se qualche sorpresa. Finora il Messico malissimo. Guarda che bello, chiaramente basta un pareggio, siamo primi, però la vedo un po' dura col Brasile. Olanda male.
Francia, vai, dai, manca ancora tanto ovviamente. Per questa terza partita ho fatto dei cambi, ho messo Adams a destra così l'ha munito, l'ha diffidato McGinn, non voglio rischiare nulla. In avanti Hurst o Hurst, lascio sempre, per la scelta finale. Contro il Brasile giochiamo mentalità positiva, visto che comunque la squadra gioca meglio in positivo rispetto a chi è equilibrato, quindi ne rischiamo. Siamo secondi ragazzi, cioè sono già felice, siamo l'obiettivo raggiunto, cioè superare la prima fase, cosa che la Scozia non ha mai fatto nella sua high story, comunque non è anche scontato perché col Marocco potevi perdere che è una bella squadra, col Brasile puoi tranquillamente perdere con 3 punti, non sei sicuro di un cazzo. Vai Fiori, parliamo con i difensori, diamo carica ai difensori perché il Brasile Fiori può rompere abbastanza i maroni. Il Brasile di Carletto Ancelotti, vai Vinicius, subito Vinicius. Vai, pensa a fare il golletto al terzo minuto, godo. Attenzione, tira, tira Cristi! Ma tira subito. Gol. Non ci credo, Ferguson la mette. 1-0 e Scotia. 1-0 e Scotia. Buono, buono. Oh, bazza. Stiamo calmi, manca ancora una vita. Manca ancora una vita. Perché ricordatevi ragazzi, combatteremo fino alla morte. Noi continuiamo a lodarli, però qua forse... No, va bene, va bene. Teoricamente con un pareggio siamo primi, per la differenza reti forse siamo noi. Attenzione Douglas. Aia. Gol. Dai che sbaglia. Peccato, Marquinhos. Rafinha, Raff. Bello, bello, però. Fuori. Bisillabo di felicità. Marocco vince con Haiti, ovviamente. Con 3 punti non sei... No, no, questo è un brutto errore, ma recupera, vedi, il pressing scozzese. Libidinoso, siamo libidinosi. McTominay, Scott Mac. Mamma mia, quasi gol. Porca miseria, come stiamo giocando bene. Questa Scozia vuole stupire un mondo. Finisce la prima frazione all'Hard Rock Stadium, burrascoso. Continuate così, raga. C'è poco da dire. Ecco, Scott Mac fa la cagata Scott McTiana. XG0 per il Brasile finora, Gordon al rinvio. Robertson. Qua errore di un giocatore che non ti aspetti un errore così da Robertson. Bruno Guimaraes, Wesley. E Wesley che si è rotto in realtà, poretto. Rafinha, bravissimo con Robertson come la recupera di classe. Grande Rob. No, fa 2 cose brutte e una bella. Ed Hendrick ce lo sacca. Sì. Speriamo. Te prego, McGinn, te prego. Mettiamo Tierney. Ferguson è molto stanco. Ti prego, McGinn, sta a farti ammonire. Imbrigliare Carletto Ancelotti. Dai, vai, Kylian, ti prego, mettila bene in mezzo.
Non ci credo, Cristi. Cristi al gol, lo togliamo perché è ammonito. Grande Cristi, mamma mia. Che libidine, che libidine. Un attimo. Tattiche. Fuori Cristi. Dentro Fletcher, cioè è chiaro che rischiamo chiaramente, abbiamo giocatori molto più scarsi adesso e l'ultimo cambio esce Scott e mettiamo Stewart. Quarto d'ora, cerchiamo di tenere, cazzo, mamma mia, fa una Scozia meravigliosa. Attenzione però qua Bruno Guimaraes. Occhio Vinicius. Aia, gol, bellissimo gol Hendrik. L'ho visto un po' davanti, però stiamo zitti. Gol. Rete annullata invece, sì! Bravi, raga. Beh, 5 di recupero, McGinn, Fletcher. I nostri passaggetti però, ragazzi. Bello, beh, se li facciamo così va bene, McGinn. Non è vero, ma che cosa abbiamo fatto? Ma cosa abbiamo fatto, ragazzi? Mamma mia. Azione straordinaria. Abbiamo massacrato il Brasile, ragazzi. Punteggio pieno. Bisogna capire se il Brasile era già con la testa altrove. Che prestazione sublime. Sublime, prestazione sublime. Mamma mia, conferenza stampa, vai, tutto positivo. Adesso andiamo a vedere un po' la situa dei vari gironi. Adesso un po' che... Qua abbiamo già dei verdetti. Corea, Messico, Svezia, Canada, da capire la Bosnia, qua fuori tutte ovviamente. Qua è da capire. Qua ancora aperto. C'è ancora molta carne al fuoco. Raga, abbiamo il secondo turno. Canada, Messico, derby tra squadre che giocano in casa. Germania, Bosnia, Brasile, Giappone, Svezia, Scozia. Possiamo passare. Paraguay, Francia, Ivory Coast, Norway, Ecuador, Corea del Sud, Croazia, Uruguay. Tunisia, United States of America, Senegal, Belgio, England, Portogallo, stupenda, Spagna, Austria, Argentina, Saudi Arabia, Ghana, Congo, Egitto, Australia. Nessun big match, diciamo, a parte Inghilterra e Portogallo, quindi le big sono un po' fuori dai casini, diciamo. Vabbè, bene, con la Svezia possiamo passare. Chiaramente se passiamo con la Svezia, nel prossimo video, gli ottavi. Raga, abbiamo due infortunati, abbiamo McKenna e McLean. Ecco, McLean, vai, insomma. Siamo preso senza panchinari praticamente. Questa è dura, Fioi, eh. Però teniamo questa formazione con Adams a destra e Hirst in attacco. Con la Svezia si può passare, ragazzi. Il primo obiettivo raggiunto. Per la volta la Scozia accede al secondo turno. Ora voglio gli ottavi, cazzo. La Svezia è sicuramente meno forte del Brasile e secondo me anche del Marocco. Ventilato a Energy Stadium. Ok. Difensori. Ok. Centrocampisti. Dobbiamo supportare tutti. Vai, Fioi. La Svezia è una bella squadra, Jokeres, Isaac, insomma, Kallstrom, Lindelof, però non siamo inferiori. Non siamo inferiori. Vai. La Scozia ha già fatto qualcosa di incredibile con 9 punti nel girone. Adesso però inizia l'eliminazione diretta e la conta tutto.
Incoraggiamoli sti ragazzi. Partita collusa. Dai che sbaglia, niente. E invece, no, Adams la perla, sbaglia. Sbaglia il contrasto, Occio. Ah, è fuori gioco, fuori gioco. Voleva offside di Gyökeres, speriamo bene. Invece è gol. Non ci credo. Incredibile. Battiamo il Brasile. E siamo sotto con la Svezia. Attacchiamoli. No, non possiamo uscire i sedicesimi con la Svezia, però dai. Dopo il bellissimo girone. Piacerebbe tanto, cazzo, uscire... Sente un po' la pressione forse la Scozia. Qua Adams fa una bella cosa però. Adams meglio a destra. No, di tacco però, Fiori, giochiamo semplice. Ecco. Niente. Isaac. Gol della Svezia, incredibile. Anche qua il VAR, speriamo bene. Va. Rete annullata, siamo ancora a galla, però male, male. Dobbiamo svegliarci, ragazzi. Forse troppa pressione, non lo so. No, addirittura fallo, ma dai. Niente, non gira nulla in questo primo tempo. Cerchiamo di andare a riposo solo 1-0 almeno. Aia! Non sta girando nulla, purtroppo. Per il momento c'è solo una squadra in campo. Tutte le azioni più importanti le ha fatta la Svezia. Le ha fatte la Svezia. Non lo teniamo Elanga, è quello che volete voi. Elo Ela. Elo Ela Elanga. Commissario Gordon a rinvio. Brutta involuzione in questo sedicesimo. Vai Scott, deve svegliarsi Scott. Niente. Guarda come gioca la Svezia, tranquillissima. Poco press, mamma mia, malissimo, malissimo, malissimo. Non è proprio la squadra del girone questa. Madonna. Guarda, mamma mia. Altro errore. No, per questa è la motivazione? Grossa difficoltà la Scozia oggi, eh. La Svezia ne è di più, gol, gol. Mamma mia. Prova il lancio lungo, ma così non fai niente. No, non c'è gioco, non c'è gioco. Male, male, male. Sono tutti stanchissimi, no? Mamma mia. Mettiamo intanto che proviamo Shackland, proviamo sto qua. E togliamo uno dei due. Vai. Subito tanti cambi. Scott Mac. Adams. Madonna, questo era bello, porca miseria. Questo era bello.
Però qua i punti vinciamo noi, ma la Svezia è in vantaggio, ahimè. McGim al posto di Adams. Qua doveva mettere Stewart, però sì, insomma non mi dà proprio una sicurezza incredibile. Peccato, stiamo buttando via veramente un sedicesimo. Secondo me tutte le possibilità di passare il turno. McTominay è stanco, veramente non possiamo togliere il leader. Forse non mettere McGinn dall'inizio non è stata una grande mossa. Bello, vai Stewart. Non ci credo. Non ci voglio credere. Siamo che sfortunati, però, adesso. Questo era un gol fatto sulla linea praticamente. Dai ragazzi, dai. 70esimo. Calcio d'angolo, Robertson, devono gettare il cuore oltre l'ostacolo. Niente da fare. Gol! No, non ci voglio credere. Venti tiri a 8 però adesso, Dai, Gordon. Non è finita, non è finita. Christie, Patterson. Christie. Vai Rob. No, lunga, forse no, Stewart. Dai, 1-1. Le strigliate sono servite. Anche Stewart l'ha fatto l'assist. Meno sbagliato la formazione iniziale, purtroppo. Guarda come è cambiato tutto. Vai, Peterson, ti prego, l'incornata decisiva. Dai, adesso. Dai, Patterson. Gol di Stewart! Cambia azzeccati la Veneziano. 2-1, incredibile. 2-1, incredibile. Cambia azzeccati, non ci voglio credere. Mamma mia che roba, mamma mia, andiamo agli ottavi, signori. Qua è vero, ho sbagliato la formazione iniziale, ma ho beccato i cambi però. Adesso vediamo nel prossimo video contro chi giochiamo. Speriamo non sia una partita impossibile. Miracolo Scozia, miracolo Scozia. Mamma mia. Siamo fenomenali. E adesso vediamo contro chi andiamo, sono curioso. Ardito furioso dell'intervento. Passa la Germany, passa il Brasile, tutte le big passano, insomma, è abbastanza chiaro. Adesso vediamo insieme nel prossimo video, ma rimettiamo il posto di... mettiamo azione sintesi ampia. Visto che dobbiamo partire dalle ottavi, teoricamente, adesso non so cosa giochiamo, ma la vedo dura. Mamma mia, in 8 minuti la ribaltiamo con 2 cambi comendiani. Però devo che ammettere che la formazione iniziale l'ho cappellata completamente. Dai, dai, speriamo forza Paraguay, forza Ivory Coast, forza Ecuador. Contro la Norvegia, signori. Andiamo contro la Norvegia, un'altra scandinava e fioi, anche se la Norvegia è fortissima e c'è Erling Brut Holland. Comunque non è un match. Tripletta di Holland. Tripletta di Brut Holland, mamma mia. Io volevo vedere però la classifica goleador, no? C'è? Non c'è la classifica goleador. Cioè, non posso. Come cazzo. Decide che ho giocato poco. Non riesco a vedere la classifica goleador. Tutte le notizie. No? So proprio una pippa atroce. Statistiche attuali, infortuni. Non sto capendo una mazza. Non capisco dove sono i gol.
Dove cazzo sono? Vabbè, aspetto un vostro commento per capire dove sono i gol. Tripletta di Erling Brut-Haaland, ragazzi, ma me è saprissima. Però abbiamo vinto col Brasile, abbiamo vinto col Marocco, stiamo vincendo tutte, cazzo. Cioè, magari il canto del Cigno della Norway, chissà. Vabbè, ragazzi, salutiamo qua, così nel prossimo video commentiamo le partite di Croazia, Uruguay, Senegal, Belgio, Stati Uniti, Tunisia. Raga, una Scozia fenomenale. Ciao!